Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento del consueto recap quotidiano di Calcio Napoli 24 per commentare un po' le notizie più importanti che sono praticamente uscite sul nostro sito finora. Chi vi parla chiaramente è Bruno Galvan. Andiamo subito con una notizia importante uscita proprio negli ultimi minuti che riguarda un po' il calciomercato del Napoli e mi riferisco praticamente a una notizia che ha rilanciato il sito di Repubblica che parla testualmente, cito proprio il titolo che campeggia sulla nostra homepage, Ultima Ora Repubblica, accordo Napoli-Ilic e sostituto di Demme, chiusura vicina. Andiamo a vedere nel pezzo insomma cosa riferiscono i colleghi di Repubblica. Sostanzialmente dico che secondo quanto riportava da Repubblica i dirigenti del Napoli sarebbero già al lavoro sul mercato e avrebbero intavolato una trattativa per il centrocampista Ivan Ilic e tutto dipende insomma dalla cessione di Rico Dem che si diventa sempre. Repubblica aggiunge che il Napoli Mario vuole e chiudere Rockets, Bowser e Crowns. che Occhio a pitch. il Napoli vuole Che chiaramente contrasti, chiudere, ragazzi, ve lo vuole sai. chiudere sostanzialmente l'operazione delle prossime settimane per gennaio-giugno e la cessione di Dem in direzione Bundesliga Salernitana aprirebbe le porte a Napoli a Sebrio che ha già trovato un accordo economico con il club di De Laurentiis e che l'intesa dunque tra club sarebbe vicina. Chiaramente adesso andiamo un attimo a commentare questa notizia. Sicuramente Ilic è un giocatore che piace a Napoli, non piace sostanzialmente da adesso, ma è un giocatore che, se ben ricordate, già da marzo scorso è entrato già nelle mire del Napoli, è un giocatore sicuramente valido, un giocatore che è esploso nel Verona sia con Tudor, ma soprattutto anche prima con Ivan Juric, ed è un centrocampista sicuramente che abbina buone qualità tecniche e anche tattiche e sostanzialmente il Verona, vista anche un po' la classifica, visto che comunque anche ha bisogno di introitare qualcosina di soldi perché comunque il bilancio langue, potrebbe sicuramente cedere il calciatore. Adesso resta sicuramente da capire se il Napoli vorrà fare questa operazione in questa sessione di mercato, come sostengono i colleghi di Repubblica, oppure come è successo in passato con Amir Rachmani, il Napoli potrebbe anche comprare Ilic in questa sessione di mercato per poi sostanzialmente portarlo in azzurro il prossimo giugno. Chiaramente, come dicevano i colleghi di Repubblica, chiaramente l'eventuale arrivo di Ilic dipende sostanzialmente dal futuro di Diego Demme e in questo caso andiamo a vedere sostanzialmente una notizia che è stata praticamente rilanciata dal nostro collega Ciro Venerato. Adesso andiamo un attimo a prendere sull'home page di Calcio Napoli 24, dove praticamente insomma il nostro collega Ciro Venerato dice invece che Demme e la Salernitana praticamente è una trattativa che sostanzialmente è sfumata. Questo perché? Perché il club di Iervolino non sarebbe più disposto ad accollarsi parte dell'ingaggio che Demme percepisce a Napoli. Ricordiamo che Demme ha un contratto per altre 2 stagioni con il Napoli e il suo ingaggio annuale chiaramente è poco più superiore a 2 milioni, quindi andando a fare 2 calcoli si tratterebbe insomma di coprire più o meno 1 milione di euro fino a giugno e poi magari vedere sostanzialmente se la Salernitana appunto riuscisse poi a riscattare il calciatore o meno, però a quanto sembra, insomma, a quanto sostiene il nostro collega Ciro Merato, la trattativa sarebbe sommata e quindi la Salernitana sarebbe orientata verso altri obiettivi. Questo però non toglie che la Salernitana guarda sempre in casa Napoli e con l'infortunio di Gigi Sepe che potrebbe avere insomma per più di un mese, la Salernitana potrebbe chiedere a Napoli invece il cartellino del portiere Sirigu, che ricordiamo Sirigu ha un contratto fino al prossimo 30 giugno e la riconferma è condizionata a un patriottipo di opzioni insomma, che non sto qui a raccontarvi, e la Salernitana quindi vorrebbe puntare su un portiere esperto come Sirigu, in grado non solo di dare nell'immediato un apporto sicuramente importante dal punto di vista tecnico per la squadra di Nicola, ma al contempo non potrebbe andare a ad intaccare un investimento importante che la Salernitana ha fatto chiaramente su Gigi Sevi, quindi sarebbe sicuramente il profilo ideale per i Granata, però a questo punto il Napoli al contempo deve poi cautelarsi con un altro portiere in questo caso ci rilacciamo un po' al discorso che è stato fatto nel grigio tra sempre il nostro collega Civerate e poi sono stati rilanciati anche da Sky e poi abbiamo scritto anche in un'esclusiva per quanto riguarda lo scambio Zanoli-Benesischi. Cosa c'entra Zanoli-Benesischi con Sirico? Adesso andiamo con ordine.
Nel caso in cui si concretizzasse la trattativa tra lo scambio fra Zanoli e Benesischi, il Napoli in questo caso andrebbe sicuramente a prendere un portiere e chiaramente il mercato di Gennaro è un mercato sicuramente particolare e il Napoli potrebbe in questo caso richiamare Nikita Contini che è proprio in prestito in questo caso alla Sampdoria e poi dare vita, poi dare poi la stura al possibile scambio tra Zanoli e Beresischi. Noi oggi pomeriggio abbiamo lavorato su questa pista e le parti in causa ci hanno confermato sicuramente che è un'idea, sicuramente lo scambio a Zanoli e Beresischi, però da Castelvolturno insomma ci hanno fatto sapere che in questo momento si stanno facendo delle valutazioni e che comunque questa tipologia di trattativa è una trattativa sicuramente veritiera che però è ancora del tutto in fase embrionale, questo perché il Napoli deve fare un attimo delle valutazioni per quanto riguarda la lista e come vi dicevo prima vuole anche capire effettivamente se effettivamente ci sono i margini per dare via Sirigu praticamente alla Sampdoria. Poi un'altra notizia importante, sempre che è uscita questo pomeriggio, è un'interessante intervista di Osimhen che ha rilasciato insomma ai microfoni di Oma Sports TV, che sarebbe sostanzialmente fa riferimento insomma al suo amico del cuore, diciamo così, Oma Katugba, che dove praticamente l'attaccante del Napoli si è un po' raccontato sia da sotto l'aspetto caratteriale e sia poi anche per quanto riguarda il proprio futuro e tutto. Adesso andiamo a leggere un po' qualcosa della sua intervista su Oma Sports. Allora, Osimhen ha detto, allora, riguarda il rapporto praticamente con gli haters, insomma, se ricordate Osimhen è stato protagonista nei mesi scorsi di molte botte e risposte sui social che hanno fatto anche un po' discutere i tifosi del Napoli sull'utilizzo o meno giusto o sbagliato del centravanti del Napoli e Osimhen in questa intervista che vi citavo poc'anzi ha detto insomma molti sui social si lamentano delle cose che scrivevo, era il 2019-2020, decisi di scrivere questa frase per rispondere a tutti quelli che venivano sul mio profilo per criticarmi o per dirmi cose brutte, così se gli rispondono penseranno che sono impazzito e se non gli rispondo è perché non ho il tempo che hanno loro. È anche un messaggio per tutte quelle persone che vengono dai quartieri e lottano duramente tutti i giorni per sopravvivere. Loro capiranno cosa voglio dire. Se capita che rispondo male sui social, le persone si stupiscono come se non potessi arrabbiarmi quando mi dicono cose brutte. Quando lo faccio do loro quello che vogliono. Ovviamente sono grato per tutti i messaggi positivi, ci sono tante persone che mi vogliono bene in modo genuino, anche se non li conosco. Loro mi motivano per raggiungere poi i miei obiettivi personali e per raggiungere i miei sogni devo concentrarmi sull'amore che ricevo e non sull'odio. Io ho un cuore grande, questo odio online non mi tange, non mi causa contraccolpi perché credo investisse nelle mie abilità. Quello che ho passato mi ha forgiato il carattere, mi ha insegnato a rimanere umile e non mollare mai. Poi praticamente poi Osimhen ha parlato poi anche dei meme insomma, che lui ha postato, che lui posta anche sui social, anche divertenti. L'ultimo è stato, se ricordate, quello su Mario Rui, sulla maglietta natalizia dove al posto della renna c'era il volto di Mario Rui e viceversa. Lui commentando insomma questo suo modo di utilizzare i social, anche sui meme, ha risposto non mi considererei dipendente dai social perché i miei amici lo sono molto più di me, però mi piace quando sono a casa, mi piace trascorrere il tempo sui social, chi mi sta intorno lo sa, ho deciso di dividere il calcio, la vita privata e personale, quindi mi diverto a postare meme e cose divertenti, la depressione è una cosa seria, ci sono tante persone che ne soffrono, che stanno male, i social sono pieni di contenuti motivazionali anche divertenti e comici. Poi vabbè, Osimhen ha parlato poi di alcuni aspetti sempre qua dalla parte di social e poi anche poi la sua esperienza fino a un calcio italiano e ci sono appunto stati degli standard che quando le cose non andavano molto bene per me ho continuato a credere, ho continuato a sognare, a pregare, a lavorare duro e ho fatto qualsiasi lavoro prima di riuscire a diventare un calciatore che è il mio vero amore. Per arrivare dove sono oggi ho dovuto superare un sacco di ostacoli, di odi, di pugnalate alle spalle, attribuisco il mio successo, non so bene come dirlo, viene dall'amore, dal dolore, dalle lacrime, dai fallimenti
ora la gente cerca sempre di darmi nuovi standard, qui dicono che andrà lì, lui farà questo, durerà altri 2 anni al massimo, cose così. Lo dicevano anche dopo essere stato rifiutato da 2 squadre in Belgio, dicevano che non ce la farà mai. I tifosi di passato, ma sono proprio i tifosi del Napoli perché ha dichiarato insomma che Osimhen potrebbe seguire poi le orme di quelle che sono state di Cavani, di Guaini piuttosto che di Lavezzi, e quindi lasciare il Napoli anche nella finestra di mercato estiva, qualora dovesse arrivare un'offerta che facesse felice in primis a Napoli e poi chiaramente a Victor. Chiaramente noi ricordiamo che Osimhen, noi ci atteniamo ai fatti, Osimhen ha un contratto fino al 2025 con il Napoli, per il momento segnali di rinnovo ufficiali non ce ne sono. Ricordiamo che Osimhen fino al 2025 il suo contratto è sempre gode di agevolazioni fiscali con il decreto crescita, e quindi un eventuale rinnovo con il Napoli non potrebbe più avere questa tipologia insomma di agevolazione fiscale, quindi avrebbe un peso sicuramente molto forte dal punto di vista economico per il Napoli. Quindi credo che questa è una mia sensazione, credo che dopo la chiusura del mercato invernale sarà molto indicativo capire che futuro avrà Osimhen, perché comunque ci avviciniamo insomma al 2023 e un giocatore come Osimhen a 1 anno e mezzo dalla scadenza senza rinnovo sarebbe rischioso, insomma, anche soprattutto se il rendimento dovesse essere come noi ci auguriamo questo, perché significherebbe che se Osimhen va bene, Napoli va bene, quindi c'è più possibilità di vincere qualcosa. Poi chiaramente è periodo di calciomercato, il calciomercato poi riguarda anche poi i dirigenti, no? E stamattina il Corriere dello Sport ha rilanciato la notizia che vedrebbe Cristiano Giuntoli tra i possibili nuovi direttori sportivi della Juventus, e in questo caso insomma il Corriere dello Sport, non adesso ma già da alcune settimane, ha sempre parlato insomma della possibilità che il direttore sportivo del Napoli potesse chiaramente approdare sostanzialmente alla Juventus, e secondo quanto insomma ci risulta, è quello che poi ho scritto già qualche settimana fa, il discorso Giuntoli Juventus è un discorso che non nasce nel 2022, fine 2022, inizio 2023, ma è un discorso che era già nato nei tempi in cui la Juventus c'era Beppe Marotta. Infatti non è un mistero che Beppe Marotta, questa è una notizia che ho io in possesso, ma già da tempo, già l'ho anche scritta, stravede insomma per direttore sportivo del Napoli, perché come sappiamo Beppe Marotta non ha un ruolo operativo di mercato, ma un amministratore delegato, e quindi nel suo team ha sempre visto bene un direttore sportivo come Giuntoli. Cosa c'è di vero sulla Juventus? In questo momento l'unica cosa certa è che Giuntoli ha un contratto fino al 2024 con il Napoli. Io non escludo che possa esserci un tentativo di rinnovo da parte di Aurelio De Laurentiis, però vediamo insomma, anche perché credo che il discorso Giuntoli sia anche un discorso anche motivazionale, perché mi rendo conto insomma dopo tanti anni di Napoli, dopo tanti anni allo stesso ambiente, magari ci potrebbe anche esserci la voglia di cambiare per provare sicuramente nuovi stimoli, però da qui a dire insomma che la Juventus l'anno prossimo avrà Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, bisogna sostanzialmente andarci cauti. Poi vabbè, l'altra notizia insomma di oggi pomeriggio importante, è sicuramente poi sempre in ottica di calciomercato, riguarda praticamente la notizia rilanciata da Gazzetta per quanto riguarda Samardžić, insomma un giocatore che anche lì insomma, un po' insomma come Ilic, è un giocatore che Napoli sicuramente segue, un giocatore che Napoli sicuramente monitora, eventualmente in chiave futura, qualora anche qui si intreccia il discorso rinnovi per come vada Piotr Zielinski. Se Piotr Zielinski, scadenza 2024, non dovesse rinnovare con il Napoli, a quel punto il Napoli potrebbe poi anche andare a prendere poi l'eventuale sostituto, che potrebbe essere poi Samardžić. Chiudiamo poi con un'ultima notizia, che è quella praticamente rilanciata poi dal collega Nicolò Ceccarini di TMV, che
scrive praticamente sostanzialmente che Napoli ancora negli obiettivi Fabiano Parisi, terzino sinistro in forza all'Empoli. Anche questa è una pista secondo me da seguire. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio, insomma, la notizia delle 16:50. Lo dico per Emanuele Bernardo, il regia, che mi perdonerà per questo cambio di programma. Nicola Ceccarini, insomma, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, rilanciando proprio il discorso di Fabiano Parisi. Dice sostanzialmente, insomma, che Fabiano Parisi comunque è pur sempre, insomma, è un giocatore nell'obiettivo del Napoli. Quello che effettivamente a noi risulta è che il destino di Fabiano Parisi dipenderà molto da quello di Mario Rui. Sappiamo che nelle settimane scorse Mario Giuffredi, intervenuto a più emittenti radiofoniche, ha sempre detto, insomma, che Mario Rui, pur avendo un contratto per altri 2 anni con il Napoli, potrebbe lasciare l'azzurro qualora, noi ce l'auguriamo tutti, non per Maruri chiaramente, ma soprattutto per il Napoli, dovesse vincere lo scudetto. E in tal caso, secondo me, in tal caso si potrebbe anche poi aprire una pista a Fabiano Parisi, perché Mario Giuffredi, insomma, a più riprese, non solo da quest'anno, ma da molti anni, non vuole più commettere l'errore che lui ha fatto Lorenzo Isavi, navigatori nello stesso ruolo. Intanto ringrazio poi Emanuele Bernardo per parlare, per aver inquadrato subito Nicola Ceccarini, che oltre a Fabiano Parisi ha parlato anche poi di un altro giocatore dell'Empoli che è Baldanzi, un giocatore che, a dire la verità, Cristiano Giuntoli non segue già da quest'anno, ma segue già da quando ha fatto bene con la Primavera. La è guidata da un napoletano, anzi da un gragnanese d'occhio, perché Antonio Buscetti di Gragnano, ha avuto comunque Baldanzi nelle sue file, e sicuramente è un profilo che sicuramente piace a Napoli. Però credo che in questo momento Corsi, lo ha detto anche poi qualche settimana fa, i suoi pezzi pregiati per Gennaro non le cede, quindi mi riferisco a Vicario, Parisi e proprio a Baldanzi, e quindi credo che l'Empoli in questo momento non c'è dei calciatori, però questo non esclude sostanzialmente che qualche chiacchierata in Napoli la possa fare. Quindi, insomma, queste sono un po' le notizie più importanti che sono uscite chiaramente in giornata. Rilanciamo, insomma, l'ultima notizia dell'ultima ora, che secondo Repubblica il Napoli avrebbe raggiunto un accordo di massimo, insomma, per il trasferimento di Ilic dal Verona, un centrocampista che andrebbe a ricoprire la casella che potrebbe lasciare vuota l'italo-tedesco Diego Demme. E quindi, insomma, ci sarebbe questo accordo di massima tra Napoli e Verona. Ricordiamo, tra Napoli e Verona c'è sempre stato un rapporto importante, soprattutto poi tra Setti e De Laurentiis, che specialmente in Lega trovano sempre dei punti chiaramente in comune. Detto questo, allora noi ci avviamo chiaramente alla chiusura di questo recap serale, insomma, dove abbiamo raccontato un po' le notizie più importanti della giornata. Non mi resta, insomma, che augurarvi una buona serata con la programmazione di Calcio Napoli 24, e di restare, insomma, sempre collegati sul sito per avere nuovi aggiornamenti di calciomercato e non solo. Da Bruno Galvan, la più cordiale buonasera.